Vorrei ringraziare il progetto di Trinachia perché penso sia noto tutti quanti qui quanto effettivamente l'età adolescenziale sia importante e influente nel come l'individuo poi si approccia in quella che è l'età adulta, con se stesso soprattutto con gli altri. E questo progetto è stato utile soprattutto nell'approcciarsi in un'analisi interiore che dovrebbe essere svolta non solo effettivamente da adolescenti o comunque qualcuno che sta crescendo, sta vivendo un periodo difficile di continui cambiamenti, ma in generale da tutte le persone che effettivamente stanno vivendo. Cosa che può aiutare effettivamente ad accettare determinati difetti della nostra persona o delle persone che ci stanno attorno, cercando sempre di migliorare il nostro rapporto con gli altri. Volevo ringraziare appunto il professore Malastro per quest'anno di PCTO che abbiamo fatto assieme, perché comunque è un po' strano che in un liceo scientifico un tema di PCTO di questo tipo, che è più letterario, sia entrato nelle scuole e penso che per chi magari ha sempre avuto difficoltà, problemi a riuscire a esprimere se stesso nella sua, senza dover utilizzare maschere o comunque qualcosa per coprire ciò che lui prova veramente o ciò che è veramente, possa aiutarli comunque a piccoli passi a riuscire a scoprirsi. Buonasera a tutti, sono onorata di essere qui. Ci tenevo a ringraziare il dottor Balas per averci accompagnato in questo percorso di scrittura dei nostri elaborati, grazie al quale i miei compagni abbiamo imparato anche a guardare degli aspetti di noi stessi che di solito magari nella vita di tutti i giorni non consideriamo. E inoltre ci tengo a ringraziare anche la nostra professoressa Brunetto, che in questi anni ci ha aiutato, ci ha anche spronato a migliorare le nostre capacità e utilizzarle al meglio. Quindi credo che se oggi i nostri compagni siamo qui è anche merito suo. Grazie. Vorrei ringraziare i docenti che ci hanno accompagnato in questo percorso. Mi è piaciuto molto questo percorso perché mi ha fatto riscoprire anche la scrittura. Essendo una lettrice sono riuscita comunque a appassionarmi ancora di più della scrittura e a riuscire a scrivere questo testo autobiografico. Ringrazio anche la mia docente, la professoressa Brunetto, che come anche hanno già detto i miei compagni ci ha spronato e ci ha aiutato in questo percorso. Ringrazio.